Invece si può essere un ottimo servitore dello Stato, ma anche avere proprio il piacere di fare del bene per il Paese. E in più occasioni la giuria che ha decretato questo governo al capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, che è veramente il ruolo di apice di questa attività, all'unanimità la massima rappresentazione del prefetto Giannini. Ausiliario Alberto Giannini comandi, perché ho iniziato quando c'era la possibilità di fare il servizio di leva nella Polizia di Stato, e io ho fatto l'agente ausiliario della Polizia di Stato. È una grande emozione, ringrazio per aver ricevuto questo premio, perché devo dire trovo estremamente importante anche il concetto di questo premio stesso, ossia un incarico, il servizio allo Stato, ma anche essere un'eccellenza in tanti mondi della cultura, dello spettacolo, delle varie attività che vengono effettuate, ma farlo dando una rappresentazione importante di quelli che sono i valori, che poi sono quelli che consentono di arrivare ad avere un rapporto. Poteva richiedere prima di tutto a se stesso il massimo rendimento, supportato da una costante passione civile. Il prefetto Giannini costituisce un esempio di alto livello di quello che un'intera generazione di giovani funzionari entrati nell'amministrazione ha saputo offrire al Paese nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Per questi motivi viene nominato il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza Alberto Giannini. Viene indicato alle giovani generazioni come esempio da imitare, seguire, sulla strada dell'affermazione dei più autentici valori della nostra città.